Zero plastica, acqua del sindaco come se piovesse e lotta allo spreco alimentare. Scatta l'ora del protocollo verde a Susegana, dove il comune ha aderito all'iniziativa Plastic Free del Ministero dell'Ambiente. Si comincia dai luoghi pubblici, scuole e palestre, ma anche dalle sagre e dai grandi eventi. Nel mirino i distributori automatici. Abbiamo deciso di eliminare tutti i distributori di merendine o di bottiglie d'acqua, sostituendoli con distributori che non usino materiale in plastica non riciclabile. Parte dei proventi dei nuovi distributori andranno alla Fondazione di Comunità per Progetti Green, mentre l'appello ai cittadini è quello di rifornirsi dell'acqua del sindaco, sulla quale ogni anno vengono eseguiti 1500 controlli, ma la svolta culturale non può che arrivare dai giovani. Le nuove generazioni sono quelle che praticamente portano quel qualcosa di nuovo, diciamo, e sono quelle che portano ai cambiamenti alla società. E in attesa dei cambiamenti, il Comune annuncia anche un giro di vite sui furbetti dell'immondizia. Ci stiamo attrezzando di fototrappole e di telecamere in modo da riuscire a beccare questi cittadini così poco ecologici che tanto male fanno al nostro bellissimo territorio.